Nuove buone notizie per il CUPA, a quanto pare il DAR vi ha dato ragione, ecco, ci aggiorni Presidente. Due buone notizie, la prima è che il Tribunale amministrativo regionale sul nostro ricorso ha bloccato il tentativo di far saltare il consorzio universitario, perché questo sarebbe stato l'esito dell'ingiunzione notificata. Per fortuna il TAR ha concesso la sospensiva con un'ordinanza che in qualche modo smonta la portata dell'ordinanza ingiunzione dell'Università di Palermo, e quindi possiamo, dopo questi 3 mesi di sofferenza perché era tutto bloccato, possiamo ripartire con la determinazione che ha accompagnato l'avvio di questa nuova stagione del consorzio. Ci siamo liberati anche di questo fardello, rimane un passato pesante che ho ereditato, che ha nomi e cognomi che poi dovremo anche declinare, perché purtroppo un indebitamento si è creato sulla testa dei nostri giovani, ma noi dobbiamo dare un servizio ai nostri giovani e alle famiglie agrigentine per consentire quel diritto allo studio, quel decentramento universitario che proprio ieri il direttore del dipartimento più importante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica è venuto qui a dirci che è un compito giusto che il Consorzio sta portando avanti. Quindi andiamo avanti con questa nuova buona notizia, con determinazione, nell'interesse dei nostri studenti che, intendo e vorrei sottolinearlo, sono stati riconosciuti come i veri destinatari di questo provvedimento dallo stesso TAR. L'ordinanza dice al fine di tutelare gli studenti, e questo è il nostro unico obiettivo, e questo è il fine per il quale continueremo questa azione senza fermarci davanti a nessuno. Ce lo abbiano chiaro, possono mandare atti, possono mandare comunicazioni, noi ci opporremo a qualsiasi tentativo di togliere una leva di crescita e sviluppo qua all'Università in provincia di Agrigento. Ecco, si parla di nuovi corsi, che futuro ci sarà alla luce anche di questa sentenza del TAR? Questa sentenza del TAR, che ordinanza del TAR, siamo stati difesi dal professore Barone e dall'avvocato Matta, entrambi molto bravi, ai quali va il nostro ringraziamento, grazie alla collaborazione col professore Saia che sta dando un contributo importante. Stiamo sviluppando importanti sinergie, la prima per lanciare un corso che sarà adeguatamente illustrato di mediazione linguistica e culturale nell'Università ad Agrigento, che consentirà di creare professionalità in questo momento molto ricercate sul territorio regionale. E poi oggi ci sono venuti a cercare gli amici e colleghi dell'Università di Messina, perché si sta valutando l'ipotesi di aprire veterinaria anche ad Agrigento. Dovremmo studiarlo, dovremmo vederlo, però sono già i primi segnali di una attenzione. L'avevo detto già la volta scorsa a voi, se Palermo non ritiene più strategica Agrigento dopo averla ampiamente utilizzata e invece ritiene di muoversi verso Trapani, lo può pure fare, non glielo possiamo impedire, ci lasci fare altro. L'importante è che noi diamo un servizio al territorio, diamo un servizio ai nostri studenti, diamo un servizio alle famiglie agrigentine che giustamente non tutte sono in grado di sopportare i costi di sostenere un figlio fuori dalla sede di vita e di nascita. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, un servizio al territorio. Su questo andremo avanti col vostro aiuto e con l'aiuto di tutta la comunità agrigentina.